L'ASP di Agrigento condannata al risarcimento quasi milionario per la morte di un paziente a cui fu perforato intestino e retto. Agrigento in comune, la protesta non vedrà il sindaco Micichè a dare risposte, impegni istituzionali non me lo consentono, ma sono pronto a ricevere la delegazione in altra data. Grande partecipazione alla marcia della legalità di Joppolo Giancaxio, la festa della liberazione a Favara al centro La Pace. Aeroporto di Agrigento, il progetto di fattibilità al vaglio del Ministero lo anticipano fonti della Lega. Serve diga per raccogliere le acque, i paradossi della Sicilia senza acque con il fiume Verdura che scarica in mare, lo afferma l'onorevole Pace. La Scala dei Turchi diventa meta di gite turistiche virtuali, apre agli studenti d'Italia. Approvato il dissesto al comune di Menfi, abbiamo tentato di tutto, dice il sindaco, ma è una decisione obbligata. Appello dell'intellettuale Enzo Alessi nella giornata mondiale del libro e invito alla manifestazione Canto Libero dei Poeti. Inter, festa a Favara, a Palma di Montechiaro nasce l'ASD Marina di Palma e la Fortitudo vince al Pala Moncada. A tutti un saluto dalla nostra redazione. Apriamo con quello che è stato conclamato come un caso di malasanità, un risarcimento quasi milionario disposto per l'ASP di Agrigento dopo la morte di un paziente operato in urologia per una neoplasia vescicale al quale fu procurata la perforazione dell'intestino e del retto che ne causò il decesso. Il fatto è accaduto nel 2018 a carico di un uomo di 75 anni. I familiari che hanno sospettato un caso di malasanità hanno intrapreso una causa civile di risarcimento del danno nei confronti dell'ASP di Agrigento proprio per danni morali subiti per la perdita dello stretto congiunto. Il danno è stato stimato in ben 927.000 euro. Andiamo adesso alla protesta che si terrà nel pomeriggio ad Agrigento, perché il sindaco ha fatto sapere che non ci sarà per precedenti impegni assunti, ma che è disponibile a ricevere una rappresentanza dei manifestanti in data da concordare. Parliamo della manifestazione di protesta della quale state vedendo la locandina, che oggi pomeriggio alle 17:30 si terrà innanzi al Palazzo di Città ed è lanciata da Agrigento in comune sul tema di interesse pubblico sul quale rivendicano legalità, etica, trasparenza per le scelte politiche. È un'idea fortemente promossa da Michele Sodano, ex deputato nazionale pentastellato, adesso impegnato senza schieramento alcuno su temi che investono i diritti negati dei cittadini. È una manifestazione alla quale si associa anche il PD, che in una nota afferma: manifestiamo sotto le finestre del sindaco perché chiediamo trasparenza, legalità e buon governo. Per questo sollecita la cittadinanza alla partecipazione in piazza Pirandello. Saremo sotto le finestre del sindaco Francesco Micichè, concludono, per manifestare in modo colorato e chiassoso tutta la nostra indignazione per i fatti di corruzione che stanno emergendo nelle ultime inchieste giudiziarie. Ma la manifestazione, come detto, non avrà il suo principale interlocutore, il sindaco, e quindi certamente vedrà un appendice nell'incontro che il primo cittadino terrà con la delegazione in data da concordare. E in tema di legalità, Joppolo Giancaxio ha celebrato oggi un appuntamento atteso e importante non solo per Joppolo ma per l'intero Interland. È la marcia della legalità che per noi ha seguito Arturo Cantella. L'ultimo scoprito d'animale, la macchina è venuta la figliava, e
strade contro il treno, qualcuno spacca il velo, qualcosa che ancora respirava, qualcosa che ancora respirava, qualcosa che ancora respirava. A noi piace pensare un po' dietro al noi, mentre fa correre via la mirata. E te ci giura ancora la notizia di una Sindaca, oggi una marcia per non dimenticare, insieme ad altri sindaci e tanti studenti delle varie scuole. Sì, noi come amministrazione comunale abbiamo avuto il piacere di riprendere la 6ª edizione della Marcia per ricordare, per dire no alla mafia, perché il nostro grande desiderio in questa pubblica piazza è quello di incentivare e stimolare i nostri giovani e meno giovani per quanto riguarda la legalità e la lotta alla criminalità organizzata, perché noi sindaci questo è il nostro compito, cercare di sensibilizzare più persone possibili. Alla marcia anche il sindaco di Raffadali insieme ad altri sindaci. La marcia è partita proprio da Raffadali per raggiungere Ioppolo. Sì, un segnale forte contro l'indifferenza, cercare di coinvolgere il mondo scolastico, dovremmo coinvolgere anche le famiglie e insieme alle istituzioni fare sinergie affinché tutti insieme si lavori sull'educazione dei nostri figli, dei nostri giovani, per dare una risposta a una cultura che deve assolutamente cambiare. Anche il sindaco di Agrigento ha voluto partecipare a questa iniziativa? Sì, un'iniziativa forte, siamo insieme ai miei colleghi, come hanno anche detto loro poco fa, è un segnale forte che noi dobbiamo dare, dobbiamo far conoscere e far crescere le nostre generazioni, le nostre giovani generazioni con il senso la cultura della legalità, cultura della trasparenza, cultura dell'onestà, e questo è oggi quello che stiamo facendo e il nostro intento affinché questa cultura, come diceva poco fa il sindaco di Raffale, questa cultura mafiosa possa essere debellata completamente. È importante che tutti i sindaci siamo presenti, anche la presenza del ragazzo delle scuole è un gran segnale contro la mafia, un gran segnale contro il malaffare, un gran segnale contro quello che è successo al nostro amico sindaco Castellino, che domani ci vedrà a Palermo di Montechiaro tutti i sindaci a sostegno, perché oggi questa terra ha bisogno di scrollarsi di questo marchio, ha bisogno di andare avanti, di crescere in maniera dignitosa e non avendo nessun ruggine addosso, perché la mafia è diventata una ruggine e, come diceva Borsellino, la mafia è una montagna di merda e noi di questa merda ce ne dobbiamo ripulire. Sono ovviamente presente perché sono delle manifestazioni importanti soprattutto per i giovani, per i tanti studenti che oggi sono qui affinché si possa inculcare loro il senso appunto della legalità e affinché si possa costruire una società più sana. Presente oggi ma presente anche domani a fianco del collega sindaco Castellino a Palma di Montechiaro. Oggi è una manifestazione importante per dire no alla mafia, per questa etichetta che ci teniamo addosso da sempre, ed è un onore essere qui presenti, perché bisogna trasmettere a questi giovani, alla nuova generazione, che questa è una cosa che bisogna evitare e bisogna veramente marciare per la legalità. La presenza delle istituzioni è doverosa, quella delle scuole è un dono che ci fanno i ragazzi, i bambini, perché alla fin fine è a loro che sono dedicate queste occasioni, queste giornate. Quello che si spera è che, al di là della inevitabile retorica di questi momenti, rimanga però ai bambini qualcosa nel proprio cuore, ecco, qualcosa che è quel senso di, non tanto di legalità, la legalità è un concetto astratto che capiranno poi da adulti, ma quel senso di rispetto per l'essere umano, ecco, che naturalmente viene leso dal crimine e da ogni forma di violenza. I sindaci sono sempre quelli che in prima linea, in trincea, spesso abbiamo visto anche recentemente Palma di Montechiaro, sì, ma non solo, ricevono purtroppo segnali inquietanti e minacce. Abbiamo parlato appunto di violenza, una delle forme di violenza più diffuse oggi è la minaccia, l'aggressione verbale, l'aggressione via internet, fenomeno questo che i ragazzi purtroppo conoscono bene, il cyberbullismo cosiddetto. Sì. Ecco. È una forma di violenza non da sottovalutare, perché può fare male quanto quella fisica, e poi può anche naturalmente tradursi in violenza fisica anche sotto la forma dell'istigazione. Se la società non riuscirà a superare
questo momento in cui sembra che chiunque governi, chiunque amministri abbia una responsabilità oggettiva, come dice il vecchio proverbio, pure sul se piove o se non piove, insomma, naturalmente non faremo quel passo avanti che ci si aspetta da una società matura. E ancora la legalità al centro delle notizie, perché domani a Palma di Montechiaro si terrà una manifestazione Uniti contro ogni forma di violenza, di delinquenza e criminalità organizzata, che avrà raduno alle ore 10 in piazza Mazzini. Alla manifestazione parteciperanno i sindaci della provincia e il prefetto in solidarietà all'atto intimidatorio verso il primo cittadino Castellino. Adesso parliamo della festa della liberazione che si è tenuta stamane a Favara, voluta dalla Fondazione Marrone e dall'ANPI, naturalmente presente il comune di Favara. La pace è stata al centro dell'evento, che ha visto la partecipazione di tante scuole. Favara oggi anticipa la manifestazione al 25 aprile con un'ampia partecipazione studentesca, come ovvio tradizione, insomma, del popolo favarese. Sì, per noi ormai è una tradizione consolidata, la facciamo i giorni prima per dare la possibilità ai ragazzi delle scuole di essere presenti, perché si spendono, lavorano tutto l'anno, fanno dei lavori ed è giusto farglieli presentare. Il 25 sarebbe complicato. Poi noi il 25 come comune sempre, ogni anno deponiamo la corona e ricordiamo il sacrificio dei nostri partigiani e la liberazione dell'Italia, però ci teniamo la tradizione a far partecipare i ragazzi qualche giorno prima. E stamattina abbiamo visto una bella partecipazione, ragazzi in uno spirito di allegria che ricordano delle cose importanti. Oggi abbiamo anticipato la tradizionale festa del 25 aprile che, come è noto, si festeggia in tutta Italia giorno 25 del mese di aprile. Perché questa scelta? Perché abbiamo voluto che i ragazzi fossero protagonisti di questo avvenimento civile che ha portato la libertà nel nostro paese. Per cui, considerato che il 25 è il giorno festivo e i ragazzi non sono a scuola, poi c'è pure anche il ponte, quest'anno abbiamo deciso di anticiparlo, così come abbiamo fatto per la verità anche negli anni precedenti. Perché? Perché vogliamo parlare ai ragazzi, vogliamo sapere e vogliamo che i ragazzi conoscano la storia del nostro paese, vogliamo che i ragazzi sappiano che cosa è stato il fascismo, che cosa sono stati i campi di concentramento, vogliamo che i ragazzi sappiano che cosa è stata la guerra di liberazione, la resistenza e così via di seguito, e soprattutto che cosa è stata poi la fine della guerra con la vittoria delle forze alleate nei confronti della Germania. Da lì è nata poi la Costituzione italiana, che è quella alla quale noi guardiamo con attenzione, perché tra i suoi principi fondamentali vi è l'antifascismo che proprio in questi giorni è stato un momento di polemica tra la Presidente del Consiglio e altri esponenti del governo italiano nei confronti di uno scrittore, Antonio Scurati, che doveva fare il monologo in televisione e poi è stato sospeso, è stato tagliato per motivi che non hanno senso se non quello di fare prevalere sempre e comunque lo spirito della parte della destra italiana. Fino a quando la destra italiana non capirà che dovrà farsi carico anche lei del termine importantissimo antifascista, non farà passi in avanti in direzione della libertà e della democrazia. Dirigente Bruccoleri, quanto è importante la presenza della scuola a questi eventi? La scuola, secondo i padri costituenti e le madri costituenti, è il luogo che abbatte differenze, che costruisce equità e dunque democrazia. La scuola è il luogo della libertà del pensiero, della conoscenza, della cultura.
cultura, è il luogo dell'inclusione ed è il luogo della pace. La scuola non può che enfatizzare nella Costituzione, attraverso la Costituzione, i valori antifascisti, della libertà, dell'espressione del proprio pensiero, della costruzione di una società inclusiva, aperta a tutti e ciascuno. L'ANPI sempre presente in queste iniziative, in particolare il 25 aprile, per non dimenticare. Assolutamente sì, l'ANPI sulla festa della liberazione, come sul giorno della memoria, vuole essere sempre tra i primi a organizzare questa giornata. Quest'anno l'ANPI ha deciso che si celebra la festa della liberazione in nome del fermo di tutte le guerre, perché è impossibile che le problematiche internazionali si debbano risolvere obbligatoriamente con la guerra. Noi diciamo che si devono risolvere sul tavolo della discussione e della trattativa della nazione. E quindi approfittiamo per festeggiare questa giornata in nome anche della pace. E parliamo adesso dell'aeroporto. Le elezioni incombono e a quanto pare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile stanno valutando il progetto di fattibilità dell'aeroporto di Agrigento presentato da Giovanni Bologna, commissario straordinario del Libero Consorzio di Comuni di Agrigento. Lo fanno sapere fonti siciliane della Lega a proposito dell'opera che è attesa da decenni. Nello specifico, proseguono le stesse fonti, si tratta di uno studio economico e finanziario per la realizzazione dello scalo aeroportuale a servizio della provincia di Agrigento e della fascia centro-meridionale della Sicilia, con un progetto che prevede un notevole bacino di utenza per un'opera pubblica fondamentale per il rilancio socio-economico del territorio. E noi vedremo e ce lo auguriamo fortemente. Adesso parliamo di politica. Potrebbe essere la Radicale l'ultima suggestione in casa DC che porta Rita Bernardini a guidare la lista Stati Uniti d'Europa voluta da Matteo Renzi e che probabilmente potrebbe avere anche il beneplacito di Cuffaro nonostante i veti posti dall'uno e dall'altro. Quest'ultimo rinuncia al simbolo che contiene la bandiera di San Giorgio, che non risulta tra i contrassegni depositati al Viminale, dunque non ci sarà sulla scheda elettorale. Siccome avrebbe deciso di puntare su un nome che potrebbe non essere espressione del centrodestra e data la lunga conoscenza tra Bernardini e Cuffaro nata nel corso delle visite che l'allora deputata radicale effettuava con Marco Pannella nelle carceri italiane, chissà che Cuffaro non decida di riversare il suo consenso proprio su quest'ultima. E adesso non può mancare una pagina dedicata alla crisi idrica in Sicilia. Oggi ne parla il deputato regionale della DC Carmelo Pace, che evidenzia un grande paradosso: la Sicilia assetata con gli invasi vuoti e il fiume Verdura che scarica le sue acque in mare. Siamo praticamente alla foce del fiume Verdura. Oggi è il 22 di aprile e mentre tutti gli invasi della Sicilia sono praticamente vuoti, la Sicilia è in zona rossa, siamo tutti in allarme perché probabilmente non ci sarà acqua per irrigare nemmeno per le famiglie siciliane. Il fiume Verdura, come vedete voi stessi, siamo quasi alla foce, continua a scaricare non so quanti milioni di metri cubi di acqua al mare. Nessuno la raccoglie e viviamo un paradosso. Invasi vuoti, siciliani disperati e il fiume Verdura che anche in un'annata come questa, ad aprile non piove non so da quanto tempo, scarica acqua al mare, che può essere acqua utilizzata sia per usi irrigui che per usi domestici. Ecco perché voglio iniziare assieme ai sindaci, assieme
agli altri parlamentari, ai movimenti del territorio, una battaglia perché è stato da 40 anni, 50 anni, sempre annunciato una diga, un invaso sul fiume Verdura, ma non si è mai potuto realizzare. Vorrei utilizzare quest'annata particolarmente disgraziata per mettere sotto le lenti dell'opinione pubblica e soprattutto della politica nazionale e regionale queste esigenze, perché quest'annata siccitosa, auguriamoci tutti, può essere un fatto straordinario, ma può capitare che può diventare anche un problema strutturale che può durare anche negli anni successivi. E siccome ne va dell'economia di un intero territorio, non soltanto di alcune città, di un intero territorio, ritengo che utilizzare i fondi dell'FSC, i fondi del PNRR, finalmente per realizzare una diga sul Verdura sia arrivato il momento, che potrebbe essere qualcosa non tampone come stiamo cercando di fare in fretta e in furia, un provvedimento tampone nel tentare di arginare i grandissimi disagi che ci saranno, ma un provvedimento duraturo nel tempo, una vera risposta per tutti gli abitanti di questo comprensorio. Per questo ho scritto anche al Presidente della Repubblica, oltre che al Presidente della Regione e a tutti gli altri interlocutori. Mercoledì ci sarà un'audizione in Commissione Attività Produttive, è stata convocata l'intera, chiaramente audizioni su mia richiesta, sono stati convocati tutti gli esponenti della cabina di regia, dove porterò anche questo video per dimostrare che noi cerchiamo acqua, stiamo pensando pure ai dissalatori temporanei, e qua abbiamo tantissima acqua che continua ad andare al mare e non facciamo niente per recuperarla. E per evitare il consueto caos, la Polizia Provinciale, in occasione della prima domenica del mese, il 25 aprile e il 2 giugno, istituirà il senso unico di marcia sulla panoramica dei templi. Il riferimento di partenza è dal centro città con direzione sud verso la rotonda Giunione. Ne verrà dunque interdetta la circolazione a partire da quest'ultima e in direzione nord verso Bonavorone. La decisione si è resa necessaria data la congestione del traffico che si verifica con l'apertura gratuita al pubblico dei siti archeologici e la sosta selvaggia, che mettono in pericolo molto spesso anche l'incolumità dei pedoni. È stata riaperta ad Agrigento la piscina comunale dopo alcuni anni di inattività. Seguiamo le interviste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo 1, 2, 3. Ecco. Sì, oggi si riapre finalmente la piscina comunale. Ha detto bene, è un traguardo, perché una struttura del genere era un peccato tenerla chiusa, però purtroppo ci sono state tantissime difficoltà, prima la pandemia, poi le lungaggini burocratiche, poi gli impianti da ripristinare, e quindi finalmente oggi siamo qui a riaprire, e non inaugurare, ma a riaprire la nostra piscina comunale. Tra l'altro lei è un medico e sa l'importanza che riveste il nuoto anche per alcune patologie. Sì, sicuramente, io sono un medico, sono anche un ortopedico, quindi chi meglio di me può capire l'importanza del nuoto. Il nuoto è uno sport completo, si usa tantissimo per delle patologie proprio osteoarticolari e muscolari sia dei giovani che degli adulti, ma peraltro voglio dire che è un momento di svago e anche un momento di aggregazione. È importante che i nostri giovani possano avere anche una struttura dove poter praticare dello sport, e penso che il nuoto sia uno dei più completi. Bisogna anche lavorare anche su altre strutture che ancora sono rimaste chiuse. Sì, sicuramente sì, però purtroppo, vista anche la carenza di fondi pubblici, spesso bisogna fidarsi e affidarsi di privati, così come sta succedendo qui con la piscina, che il vecchio gestore ha ripreso su tutto quello che c'era da fare, efficienza energetica. Ci sono stati peraltro dei passaggi lunghi per quanto riguarda sia la sdemanializzazione della struttura, l'accatastamento, quindi, e poi anche il ripristino degli impianti, che non è cosa da poco. Quindi ringrazio anche il Calogero Sodano, che si è impegnato affinché tutto questo oggi possa essere qui.
Sì, finalmente riapre la piscina di Villa Seta dopo 4 anni, diciamo, di chiusura, e ce ne scusiamo con la comunità agrigentina tutta, e speriamo che questo oggi sia un giorno non solo celebrativo, ma che apra le porte, diciamo, allo sport e tutte quelle attività collegate alla piscina, che ne possano godere tutti. La riapertura è stata molto impegnativa. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il gestore, la famiglia Sodano, i suoi assistenti, l'amministrazione e tutto il Consiglio Comunale. Con l'impegno di tutti siamo riusciti finalmente a riaprire questa piscina. E ieri a Favara si è tenuta la prima manifestazione organizzata dal Comitato Pari Opportunità del Comune di Favara, un organo che era fermo da diversi anni e sul quale abbiamo sentito la Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi. Presidente, la Commissione Pari Opportunità riprende vigore dopo un bel po' di tempo in cui comunque era stata silente. Ecco, ci racconti un poco di questo percorso di rivitalizzazione? Da quando ci siamo insediati, dal 2021, abbiamo voluto lavorare proprio alla rinascita della Commissione Pari Opportunità, perché non esisteva più al Comune di Favara, all'interno delle varie commissioni consigliari, da ben 12 anni. E quindi per noi è stato un orgoglio, anche motivo di partecipazione dei cittadini, perché è l'unica commissione che include anche membri esterni rispetto ai consiglieri comunali. Abbiamo fatto diverse modifiche per migliorarla e portarla all'avanguardia. Abbiamo dovuto modificare anche lo statuto, quindi attendere dei tempi lunghi in modo tale che ci arrivasse l'approvazione anche di queste modifiche, per poter includere anche elementi uomini e non soltanto donne, perché era composta solamente dagli uomini, ma come intesa dalla Costituzione italiana le pari opportunità riguardano ovviamente gli uomini e le donne, riguardano tutti. Attualmente è composta da chi dunque? È composta da 13 membri. Ovviamente abbiamo 5 consiglieri comunali e poi gli altri sono membri esterni, sia uomini che donne. Abbiamo incluso la figura delle madri caregiver, proprio per tutelare in particolar modo i disabili gravissimi, le loro esigenze e soprattutto le madri che purtroppo finora non sono state tutelate abbastanza dalla legge e sacrificano la propria vita lavorativa, sacrificano la propria vita in generale, perché chi si occupa di disabili gravissimi sa che hanno bisogno di assistenza H24. E quindi per tutelare il ruolo di queste madri, che sono spesso molto di più dei padri caregiver, abbiamo voluto introdurre questa figura in modo tale da tutelarla e promuovere delle iniziative che possono veramente essere da sostegno. Inoltre abbiamo incluso anche componenti LGBTQ per poter dare spazio e voce anche alle loro esigenze. La presidenza l'avete affidata a chi? La presidenza l'abbiamo affidata alla dottoressa Etta Migliotto, ovviamente eletta in commissione, la vicepresidenza al professore Salvatore Pirrera. Tra l'altro è composta anche da elementi di età diverse, dai più giovani anche di terza età, proprio per promuovere e dare voce alle esigenze di tutti. 25 aprile con una grande manifestazione dei Carabinieri di Agrigento che si terrà a Siculiana e vedrà una Santa Messa officiata dall'Arcivescovo Monsignor Damiano presso il Santuario del Santissimo Crocifisso a Siculiana. Naturalmente poi la cerimonia militare, i brani musicali a tema sulla ricorrenza e una mostra voluta dall'amministrazione comunale siculianese e curata dall'Archivio di Stato sul tema la divisione acqui dell'eccidio di Cefalonia e Corfù, memorie del distretto militare di Agrigento. Adesso ci fermiamo per la pubblicità. E la Scala dei Turchi diventa meta di gite turistiche virtuali da parte degli studenti, certamente un modo innovativo di promuovere il sito.
siamo qui per Coditrip, che è una gita scolastica online, ma in realtà è una gita scolastica molto vera. Semplicemente le scuole non sono fisicamente qui, ma anticipiamo in modo molto originale e molto semplice dei contenuti e la conoscenza di luoghi che poi tutti aspirano a tornare a visitare di persona. Questo è Coditrip, un format di gita scolastica online molto originale che coinvolge più di 10.000 bambine e bambini da tutta Italia. In questo caso siamo alla Scala dei Turchi e ho il piacere e l'onore di avere anche il patrocinio del comune di Realmonte e del comune di Agrigento per questo particolare Coditrip che riguarda Agrigento, la Valle dei Templi e il territorio di Agrigento e di Realmonte. La tecnologia che abbiamo sviluppato è una tecnologia digitale abilitante e mi piace dire abilitante per dire che la tecnologia è solo lo strumento che consente a bambine e bambini da più di 450 città di essere virtualmente con noi, interagendo con noi, quindi non soltanto vedranno quello che adesso mostreremo loro, ma riusciranno anche a rispondere a domande o a rispondere a sondaggi o perché no anche a sfide, a indovinelli che lanceremo proprio quando siamo sui siti oggetto della visita per rendere ancora più diciamo così coinvolgente questa esperienza. Noi ringraziamo il professore Boiolo dell'Università di Urbino, tutto l'indotto che c'è, perché crediamo nei ragazzi, crediamo in questa nostra risorsa meravigliosa, siamo consapevoli che bisogna dare tutti gli strumenti però a questi ragazzi per fare il futuro. Uno di questi strumenti è proprio questa gita, una gita multimediale che approfitta della tecnologia per abbattere le barriere di tutti veramente regionali, nazionali eccetera, e consente a queste giovani generazioni di assaporare le bellezze che i territori e anche le diversità che i territori hanno. Un unicum di bellezza, di scienza, di progresso, di futuro, una magnificenza che è bianca come insomma quasi a rappresentare l'emblema di un'Italia, di una Sicilia bella, pura, pulita, che protegge in questo caso specifico il Mediterraneo. Ecco, in questi termini verrà proposta l'istanza come candidato a diventare bene UNESCO, a rivisitare l'istanza perché in verità l'istanza già c'è, e che dire, grazie professore Boiolo, grazie Università di Urbino, grazie ai ricercatori che si interessano di questi siti meravigliosi e che stimolano le nuove generazioni. Altro comune in dissesto finanziario è quello di Menfi, è una decisione obbligata, ha detto il sindaco Vito Clemente, eletto poco meno di un anno fa a capo di un'amministrazione di centro-sinistra, una decisione che, dice il sindaco, è scaturita dal disavanzo di 14 milioni di euro in cui versa il comune, che è stata approvata dal Consiglio Comunale di Menfi. Purtroppo, dice, è stato necessario mettere un punto e adesso ripartiamo da zero, e precisa che sono state tentate tutte le strade possibili per riequilibrare le finanze comunali in modo meno traumatico. Qualche breve notizia di cronaca: deposito e smaltimento irregolare di rifiuti. Carabinieri del centro anticrimine e natura, guidati dal tenente colonnello Castronovo, hanno sequestrato una nota carrozzeria a Sciacca. Il titolare delle attività commerciali è stato denunciato alla Procura della Repubblica. E poi si mette alla guida dell'auto dopo aver bevuto, provocando un incidente lungo il viale delle Dune a San Leone. Un ventenne neopatentato è stato per questo denunciato per guida in stato di ebbrezza dagli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda quando si è scontrato con una BMW. I due veicoli, dopo l'impatto, hanno finito la corsa contro una terza macchina parcheggiata, risultata peraltro di proprietà del sindaco di Naro. I successivi controlli in ospedale hanno confermato che il ventenne girava con un tasso alcolemico 2 volte superiore al consentito. E oggi si celebra la giornata mondiale del libro. Cosa rappresenta per Enzo Alessi in questo servizio, nel quale l'intellettuale invita tutti anche al canto libero che si svolgerà il 25 aprile nell'auditorium della biblioteca di Raffadali, dallo stesso presieduta.
Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Libro, lo ricorda attraverso il suo profilo Facebook Enzo Alessi, presidente della Biblioteca Comunale di Raffadali, ed è il giorno e il mese in cui nacquero, evidenzia, due grandi della letteratura mondiale, William Shakespeare e Miguel de Cervantes. E nella Giornata Mondiale del Libro, Alessi, nel suo ruolo di guida della biblioteca, ricorda a tutti e alle scuole che la biblioteca dispone di oltre 15.000 volumi che possono essere ottenuti in prestito rivolgendosi alla bibliotecaria Nada Murena. Poi Alessi fa un forte appello agli insegnanti affinché invoglino gli studenti al piacere di leggere un libro, specialmente di narrativa, e sottolinea l'importanza degli autori siciliani: Pirandello, Sciascia, Verga, Capuana, Camilleri, Bottitta, Bufalino, Consolo, Tomassi di Lampedusa. E poi l'intellettuale, che riesce a organizzare eventi di pregio in favore della cultura con cadenza settimanale, invita quanti possano farlo a partecipare al Canto Libero il 25 aprile alle 17:30 presso l'auditorium della Biblioteca Comunale di Raffadali, che vedrà l'incontro di veri poeti che declameranno le loro poesie. Sarà anche presente un musicista e cantore di indiscusso genio e popolarità, Antonio Zarcone. E adesso lo sport, grande festa a Favara per la vittoria di ieri dell'Inter. Ad animare il fine partita i tifosi dell'Inter Club di Favara, e Giuseppe Moccado ci racconta cosa è accaduto. Come Piazza Duomo a Milano, la soddisfazione è tanta per l'Inter Club di Favara. Oggi è una bella serata, che andiamo a vincere la seconda stella, il 20° scudetto, in un derby tiratissimo, nervosissimo fino alla fine. Abbiamo visto momenti di alta tensione, spettacolo, una gioia immensa, veramente una cosa indescrivibile. Un club pieno di tifosi, un club pieno di interisti che oggi ha aperto le porte un po' a tutti quanti amano questi colori. Abbiamo visto, c'è stato un afflusso abbastanza importante, eravamo più di 270 persone, è stata veramente una serata bellissima, molto bella. La Favara interista si è raccolta qui al club, adesso continueremo i festeggiamenti per le strade. Ci godiamo questo finale di stagione bellissimo. Cosa vuol dire 2 stelle? E cosa vuol dire 2 stelle? 2 stelle vuol dire il raggiungimento comunque di un obiettivo importante, di una squadra che comunque l'Inter negli ultimi anni ci ha abituato a vincere, sono delle soddisfazioni sicuramente importanti. Vediamo di recuperare un po' di strada verso chi ci è più davanti. Qual è la vita dell'Inter Club di Favara? La vita dell'Inter Club è questa, l'avete vista, stasera abbiamo fatto una serata bellissima, abbiamo invitato tutti i ragazzi a partecipare alla vita sociale per far capire che cosa vuol dire appartenere a un club, stare insieme, vincere insieme, soffrire insieme come è stato stasera. La vita è quella, l'associazionismo, la partecipazione, comunque voler stare bene insieme, vedendo anche a volte le vittorie, a volte le sconfitte, perché ci può stare anche quello. Nel corso dell'anno abbiamo visto anche iniziative solidali per chi soffre, anche in vicinanza e con partecipazione con i club delle altre squadre. Ma noi quello lo facciamo da sempre, perché non può non fare parte di un'associazione come la nostra non partecipare alle attività di solidarietà che si fanno in paese e comunque in provincia. Quando possiamo partecipiamo sempre. Diventa la sponda normale, quell'attività che bisogna fare con naturalezza, perché poi alla fine la solidarietà è una cosa importantissima, perché il calcio è bello ma ha un limite, poi la solidarietà invece non vince mai. Comunque stasera godetevi questo scudetto. Grazie mille, grazie ancora.
Nasce a Palma di Montechiaro una nuova realtà sportiva e un nuovo e ambizioso progetto rivolto ai ragazzi che amano il calcio ma che vogliono fare attività fisica in genere. È l'ASD Marina di Palma, questo è il nome della nuova associazione sportiva voluta da Vincenzo Petrucci, tecnico UEFA C, collaboratore federale FIGC, nonché dottore magistrale in scienze motorie, e da Giuseppe Greco, ex calciatore tecnico UEFA C. Un progetto che è finalizzato a sviluppare il settore giovanile calcistico, ma con l'ambizione di non porsi limiti e inserirsi nel contesto del calcio dilettantistico agrigentino e siciliano. E adesso la Fortitudo vince al Palamoncada e accede alla fase finale di play-out. Sentiamo il coach Damiano Pilot. Allora, una vittoria importantissima perché non è stato facile arrivarci a questa partita, perché comunque quello che è stata questa stagione lo sappiamo un po' tutti, e arrivare spalle al muro contro una squadra che aveva veramente l'esigenza di questi 2 punti, e al quale mando veramente un abbraccio, perché ho visto le loro facce ed è una sensazione che è spiacevole. Era difficile, era complicato, abbiamo trovato delle difficoltà tecniche in questa partita, perché comunque Basile dimostra ancora oggi di essere un giocatore che per questa categoria è veramente tantissima roba. Devo dire che mi vedete così un pochino spento, perché è normale, in questo momento sono 2 sensazioni diverse. C'è tanto orgoglio, perché comunque i ragazzi, oggi gli avevo chiesto una cosa soprattutto, che era di avere l'atteggiamento giusto, e l'abbiamo vinta soprattutto grazie a questo, perché gli errori sono stati tantissimi, però rimasti con l'atteggiamento giusto, con l'atteggiamento battagliero, siamo riusciti a sopperire a tanti momenti di difficoltà. Il terzo quarto, come dicevi tu, ne è l'emblema. E l'altra sensazione, quella un po' più triste, è che ovviamente 16 punti, entriamo nel gironcino salvezza, Nardò vince all'ultimo secondo sul campo di Roma. In questo momento c'è Nardò a 26 punti, 10 punti faranno e loro sono tanti, però se siamo andati avanti fino adesso con l'idea di giocare partita dopo partita e non darci per spacciati finché la matematica non ci condannerà, lo continueremo a fare anche nelle prossime 10 partite. Qual è il bilancio o l'idea che ti sei fatta di queste 4 partite in panchina? C'è qualcosa che è cambiato sicuramente rispetto all'inizio della stagione, però c'è qualche evento che può essere molto utile in questa fase di play-out? Allora, guarda, sicuramente oggi penso forse non si è visto benissimo, ma io oggi avevo 2 giocatori che hanno giocato su una gamba sola, che sono Albano e Agustin. Albano è stato in dubbio fino alla palla 2, mi ha dato il suo ok per giocare, spero che non abbia aggravato di troppo la sua situazione già un po' precaria, però questo ti fa capire lo spirito che questi ragazzi stanno mettendo nel momento di maggior difficoltà. È chiaro, sempre sul contraltare aumenta tanto i rimpianti, perché se la situazione non fosse così compromessa probabilmente avremmo qualche chance in più. Adesso nel gironcino di play-out, lo chiamo play-out anche se non è play-out, di cercare di acciuffare quel posticino che vale la salvezza. Però le tante prestazioni corali di oggi, Lollo, Lele, Iazza, chiamato a dei minuti molto importanti, ha risposto con grande atteggiamento e facendo cose tecniche importanti. Davide, Alessandro, Pitt, veramente sono stati bravi, perché ci hanno messo il cuore, hanno tenuto l'atteggiamento positivo come gli avevo chiesto. E se vogliamo parlare anche un pochino più tecnicamente, con le scelte che abbiamo fatto nel secondo tempo su Basile, gli abbiamo fatto fare 10 punti quando nel primo tempo ce ne aveva fatti 25, quindi sicuramente quello che abbiamo cambiato ha funzionato, è merito di una decisione dello staff nell'intervallo, e però i ragazzi sono stati bravi a riportarla in campo. Ricordiamo anche l'assenza di Moricci, perché comunque in una squadra del genere pesa. Certo. È difficile adesso guardare a queste 10 partite, però con che spirito si affrontano? E adesso? Banalmente questo, perché ognuno alla fine di questa stagione ognuno dovrà prendersi le sue responsabilità, dal singolo giocatore all'allenatore, alla società e salendo.
ognuno dovrà prendersi le sue responsabilità, però c'è una cosa che non possiamo far mancare, che è la dignità e soprattutto dimostrare che ci teniamo a quello che facciamo, e penso sia la cosa principale. Ha fatto un po' il giro di tutti quanti i social uno scampolo di un'intervista di Andrea Trinchieri che dice: veniamo ricordati più per l'atteggiamento che per un tiro sbagliato, riferito ai giocatori, ma vale un po' per tutti, vale anche per noi allenatori. Cioè è normale, i risultati contano tanto, è vero, però io sfido chiunque in una partita come questa a criticare qualcosa che si è visto in campo. È normale, di errori ce ne sono stati tantissimi, però l'atteggiamento che abbiamo messo oggi deve essere la base per affrontare le prime partite di questo gironcino. Partiremo in trasferta, che per noi è un tabù, e dobbiamo cercare sicuramente, tra l'altro con Nardò, che è la seconda che occupa il posto salvezza, quindi dobbiamo cercare subito di fare un colpo. Non sarà facile, però abbiamo 2 settimane per recuperare qualche guaio fisico e presentarci lì sicuramente con anche la memoria molto fresca di uno scontro contro di loro di una settimana fa. E termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione può essere seguita in tutta la Sicilia sul 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino, e poi in tutta Italia sul 268 e ancora nel mondo sul sito www.televideogrigento.tv. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.